Dallo stadio Generale Gaeta di Enna, amici di Wii Sport, un cordiale saluto e ben trovati col campionato di eccellenza siciliana. Giunto alla sesta giornata, l'Enna e la Nebros si affrontano, entrambi a 10 punti in classifica, rincorrono il Modica. Le scelte di mister Salvatore Utro: c'è Di Carlo in porta, Rallo, Tosto, Zappalà e Santo Nocito in difesa, mediana con Rotella, Sessa e Bassoli, in avanti Videlli supportato da due mezze punte, Cocimano e Cristiano. Risponde la Nebros con Di Fina, Sciotto, Cassaro, Gassama, Fragapane, Pontini, Giaimo, Camarà, Ancione, Biondo, Travaglia. Arbitra la partita il signor Giuseppe Matranga, sezione di Palermo. Gli assistenti Angelo Smiraglia, anche lui di Palermo, e Lorenzo Poma di Trapani. Le due formazioni fanno il loro ingresso in campo in total grey. C'è la formazione della Nebros, maglia invece blu e rosa per quanto riguarda l'Enna. Possiamo partire allora con le firme del primo tempo grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica. 2 minuti, Sessa da Bassoli, ancora da Rotella, l'orchestra dell'Enna per Cocimano, l'imbucata in area dove c'è Videlli, tentativo di tiro cross in due tempi, Di Fina riesce a neutralizzare. Buon avvio dell'Enna che ancora al 19esimo va su calcio di punizione, Cocimano la spizza per Tosto che la mette direttamente sul fondo. Al 28esimo però tentativo di Cristiano da corner, il pallone finisce a Rallo, la sua conclusione è deviata nettamente con la mano da un difensore della Nebros. Calcio di rigore, sul punto di battuta si presenta il numero 10 Salvatore Cocimano, il pallone a incrociare, la tocca a Di Fina ma non può evitare l'1-0 dell'Enna. Esplode il generale Gaeta, il vantaggio dei padroni di casa firmato dall'uomo simbolo, il numero 10 Salvo Cocimano. Al minuto 32 troverebbe anche il raddoppio l'Enna, vediamo come Cocimano dalla destra mette il pallone dentro, viene allontanato, c'è una conclusione, viene deviata, si avventa Rallo che trasforma ma viene tutto fermato per presunta posizione di fuorigioco. Questo è il nostro replay, questo è il nostro fermo immagine, rimane più di qualche dubbio. Al 42esimo però Sessa lancia per Videlli, riesce a resistere alla carica, butta giù il difensore, mette in mezzo per la corrente Cristiano, non arriva alla zampata, sarebbe stato un gol meritato quello del raddoppio dell'Enna. Fin qui padrone in campo al generale Gaeta, si va a riposo sull'1-0, inizia la ripresa, minuto 58, rimessa laterale per Videlli, difesa della Nebros che viene sorpresa da questo mancino a incrociare, il 2-0 dell'ex Agragas Francesco Videlli. l'Enna mette probabilmente al sicuro il risultato, rivediamo a rallenti la perfetta conclusione del numero 11 girandola di Cammi nella seconda parte di gara. Al 56esimo poi il cross di Cristiano, arriva Bassoli sul secondo palo, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Arriviamo fino all'85esimo, uno dei neoentrati Boscaglia cerca la chance dalla distanza, viene deviata 2 volte, Di Fina la mette in angolo e poco dopo arriva il triplice fischio al generale Gaeta. l'Enna torna alla vittoria in campionato, lo fa con una prova convincente, vittoria per 2-0 contro la quotata Nebros, una rete per tempo di Cocimano e Videlli garantiscono i 3 punti alla formazione di Salvatore Utro. Amici di Wii Sport, è tutto allora, le immagini della festa giallo-verde. Un saluto e come sempre alla prossima.